Master dei tecnici, l'equitazione dalla A alla Z. È Antonio Tabarini lo straordinario uomo di cavalli protagonista del secondo appuntamento alla Scuderia del Santo di Padova. Dopo il primo incontro con Gianluca Palmizzi alla fortezza di Abano Terme, lo stage rivolto agli istruttori è proseguito l'1 e il 2 marzo con un altro interessante workshop proposto dal Comitato Regionale Veneto. Tanti i temi trattati durante il corso con un docente d'eccellenza. La cura del dettaglio è fondamentale, ma mantenere una semplicità. In fondo il cavallo interagisce con l'uomo su delle azioni molto semplici e dobbiamo perfezionare quelle azioni semplici, insomma. Questo è importantissimo. Se io porto la flessione esterna, il mio posteriore, questo, andrà di qua. Alla base di una comunicazione efficace tra istruttore e allievo, l'uso di un linguaggio semplice e corretto riveste un ruolo fondamentale. Per interagire col proprio allievo bisogna avere degli schemi ben chiari nella terminologia, perché dandogli una terminologia corretta si pretende anche un'esecuzione sempre più corretta. Quando mi siedo, la gamba deve dare energia per il movimento. Il cavallo è un animale che percepisce tutto quello che noi gli insegniamo, perciò più le azioni sono adeguate alla sua biomeccanica e più lui interagirà con noi in maniera morbida, in maniera più consapevole, insomma, più serena. Bisogna ricordarsi tutte le pause che il cavallo ha bisogno dopo ogni azione fatta bene, ecco, questo è importante. 2 giornate di stage molto articolate per perfezionare al meglio ogni singolo aspetto della disciplina. Obiettivo del progetto: trasferire conoscenza ed esperienza agli istruttori e agli allievi del settore giovanile, oltre che infondere una maggiore consapevolezza della cultura equestre. L'esperienza è molto bella e ti dà nuovi stimoli anche per lavorare a casa, ti porti un bagaglio che lo riprovi su te stessa e poi anche sugli allievi. Sicuramente ha rispolverato tanti concetti che sono sempre utili e che a volte si dimentica di riguardare. Io ho a che fare con bambini molto piccoli, per cui cercherò di non dare per scontate certe cose e essere sempre chiara quando mi esprimo con loro. Cosa che già faccio, ma farò ancora in modo più preciso, è lavorare sulla posizione, perché è quello che poi porterà a facilitare il lavoro successivo. Mi è piaciuto perché sono molto in linea col pensiero, mi è piaciuto il sistema di lavoro, ecco, saper come progredire nel lavoro. Un luogo perfetto in cui mettere in pratica i consigli e provarli sul campo è la Scuderia del Santo. Qui Marcello Carraro e Alessia Benzi hanno creato uno spazio che trasmette appieno la gioia di stare con i cavalli. Noi cerchiamo tutti i giorni anche di migliorare la nostra cultura equestre, di migliorare l'approccio con i nostri cavalli, di migliorarla in tutti i sensi, nel senso dell'approccio proprio al cavallo, ma anche del suo mantenimento, della sua tenuta di forma e della scuderia che deve essere tenuta a livello dell'alimentazione. Una ricerca continua di miglioramenti e di precisione assolutamente necessaria in un mondo moderno che lo richiede. La FISE Veneto ha lavorato molto bene, nel senso che ha scelto dei tecnici di assoluto valore, direi mondiale, e quindi c'è la possibilità di avvicinarsi al verbo che questi tecnici esprimono, e quindi è assolutamente un'iniziativa interessantissima. Un'esperienza positiva dunque per gli istruttori, conclusa con un ultimo prezioso consiglio di Antonio Tabarini. Di non smettere mai di essere osservatori, di essere curiosi, di analizzare e di dare il giusto input. Ricordiamoci che per mandare a segno un progetto, un'indicazione, ci vuole del tempo. Insomma, i ragazzi devono sentire che tramite quell'azione il cavallo porta il suo corpo verso il cavaliere, perciò comincia a interagire, e quella è la cosa più importante. Se noi facciamo tramite le azioni raggiungere delle parti di sensazione, abbiamo raggiunto un bel risultato.